Tra i vari temi elettorali del suo partito, quali a lei stanno più a cuore? Sicuramente il tema della casa. In Veneto ci sono oltre 8.800 immobili di proprietà pubblica residenziali che in questo momento non possono essere utilizzati perché manca la manutenzione necessaria a renderli abitabili e utilizzabili. E ci sono contemporaneamente oltre 10.000 famiglie in attesa di un'abitazione pubblica. Intervenire ristrutturando anche solo quegli immobili significherebbe ridurre dell'80% la domanda in questo momento, anche senza intervenire costruendo nuovo, che comunque è una richiesta che faremmo, ma quantomeno appunto intervenire immediatamente con la manutenzione dell'esistente. Dall'altro lato, credo che questo intervento sarebbe molto utile anche per i giovani e per tutti coloro che devono costruirsi un futuro. In questo momento acquisire un immobile di proprietà è molto difficile perché i costi sono aumentati moltissimo. Trovare un immobile in affitto è un'impresa, l'esperienza è credo quotidiana per tutti quanti e quindi un intervento importante nell'edilizia pubblica servirebbe anche a calmierare i prezzi degli immobili di edilizia privata, diciamo. So che lei ha molto a cuore anche la sezione del turismo e legato al mondo dei trasporti. Esatto, ci sono larghe fette della nostra territorio, della nostra provincia, che hanno problemi seri con il trasporto pubblico. La parte a nord di Conegliano, quindi tutto il Vittoriese, la vallata fino a Valdobbiadene, allo stesso modo lo Pitergino Mottense e anche quell'area che fa riferimento alla zona del Grappa. Sono tutte aree che sono in alcuni casi non servite dalla ferrovia, ma scarsamente servite anche dal trasporto pubblico su rotaia e con una scarsa integrazione fra questi due servizi. Tra l'altro Motta di Livenza ha un servizio sanitario molto importante, un presidio di rilievo e di eccezionalità anche a livello nazionale dal punto di vista della riabilitazione ed è difficilissimo raggiungerlo con i mezzi pubblici. Chi ha bisogno di una riabilitazione o deve fare riferimento a parenti o a associazioni che lo trasportano in zona, oppure arrivarci con il treno o con la corriera è molto molto complicato. Dal punto di vista non solo della vita delle persone, dei giovani, questo influisce in modo pesante. Pensiamo che tutta la vallata, cioè l'area tra Valdobbiadene e Vittorio Veneto, nei fine settimana non è servita dal trasporto pubblico su ruota e quindi immaginiamo anche un ragazzo che è universitario debba andare a recarsi all'università alla domenica pomeriggio, deve chiedere necessariamente aiuto a qualcuno per poter raggiungere la stazione e poi recarsi all'università, magari fuori regione, perché insomma non tutti frequentano l'università accanto a casa, lo sappiamo, è una cosa fisiologica e naturale, però anche raggiungere appunto con i mezzi pubblici questi importanti presidi di crescita personale e culturale in alcuni casi è veramente difficile. Domani, se lei fosse eletta, la primissima mossa sulla quale vorrebbe lavorare. 10 anni fa ho inaugurato il primo centro antiviolenza pubblico della provincia di Treviso come assessore a Vittorio Veneto. Ecco, credo che sia importantissimo che tutti i futuri consiglieri regionali si impegnino perché la regione acquisisca come metodo l'impegno a coprire almeno il 50% delle spese ordinarie di gestione dei centri antiviolenza pubblici, che non sono tutti i centri antiviolenza presenti nella regione, ad esempio in provincia di Treviso ci sono solo quello del comune di Vittorio Veneto e del comune di Castelfranco e quindi venire incontro a queste scelte fatte dagli enti locali da parte della regione a mio avviso sarebbe molto importante.